Buonasera e benvenuti amici del Calcio a 5, eccoci collegati in diretta dal mini palazzetto Paolo Paganelli di Cesena. Sta per iniziare l'incontro tra Futsal Cesena, Pordenone Calcio a 5, Girone A Serie A2 Elite. Vanno a schierarsi le formazioni in campo che saranno dirette dalla terna composta dal signor Stefano Lavanna della sezione di Pesaro, il signor Daniele Filannino della sezione di Jesi, al crono il signor Gabriele Pette di Bologna. Ricordiamo che in contemporanea, in realtà è iniziata alle 20:15, si sta anche giocando Lecco Olimpia Regium. Ancora corner dall'altra parte, quindi ancora occasione in attacco per il Pordenone. Attenzione, la conclusione della rete sul primo palo. Se non andiamo errati è stato Della Bianca. Attenzione, il raddoppio di Della Bianca con un rinvio del portiere. Della Bianca anticipato di testa, ha preso l'angolino, pallone che è finito esattamente sotto la traversa. Corner, anzi rimessa laterale per il Pordenone, pallone sul secondo palo, arriva Dentini. Poi Traversari va Traversari! Ha sbagliato la giocata Greseli, ha regalato il pallone a Traversari che è uscito in contropiede, è partito velocissimo il numero 14 della Futsal Cesena. Si accentra come al solito Coren, poi si riporta sul sinistro e va a segnare il 3-1 con il pallone che passa sotto le gambe di Montalti. Ed è il terzo gol del Pordenone. Doppietta di Della Bianca, rete di Coren sul finire del primo tempo, ha segnato il punto per la Futsal Cesena. Traversari a più tardi per il secondo tempo. Arriva Dentini, però gliela porta via, poi arriva Della Bianca, si lotta ora, ci si scontra e si esagera un po'. Volano i cartellini gialli, 3 cartellini in un'azione, in contrasto tra lui e Della Bianca, non succede nulla, può andare Traversari, attenzione, Traversari per Brittoni. Decisamente incendiata ora la partita con la Futsal che rincorre per rimontare un gol di svantaggio, va Brittoni! Banda a destra! Il padrone è Jacopo Brittoni. 11:40 al termine, pareggiato l'incontro. Numero 14 del Pordenone ha colpito il palo pieno, quindi attenzione ora, Gardelli, Dentini! Il vantaggio della Futsal. Pordenone ora che ci mette tutte le energie, stendere la rete, ancora da calcio d'angolo, ancora una grave distrazione della Futsal Cesena. Pareggia il Pordenone a 2:50 dal termine, 4-4, gol di Stendler per la Futsal Cesena ai 10 metri. Dentini sul pallone, la rincorsa di Gardelli e la traversa, la palla è entrata. Il signor Filanino di Jesi era in linea con la porta
Greseli, Della Bianca, 50 secondi, Gardelli! 6-4. Batte dopo una vera e propria battaglia il Pordenone, che ha giocato una partita straordinaria. La Futsal con tantissimo cuore, tantissima volontà, la fiducia incrollabile della squadra di Osimani, che chiude con risultato di 6-4 e conserva il terzo posto in classifica. Da Alessandro Bambelli, con la collaborazione tecnica di Cristian Chiarabini, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buona serata.